Mi chiamo Bruna Giovanna Pineda, ho 45 anni, sono residente a Rovigo e vivo con la mia famiglia, che è composta da mio padre, e da tempo sto con il mio compagno Riccardo Bego. Sono agente di commercio, dal 2001 mi impegno in politico dopo il G8, il pavimento del G8, e da tempo, dal 2006, sono iscritta al partito di Rifondazione Comunista e adesso mi candido con la lista Ingroia Rivoluzione Civile. Sono al 18° posto per il Senato. Se fossi eletta, la prima cosa che farei per il Polesine sarebbe quella di valorizzare il nostro bellissimo territorio, e questo servirebbe naturalmente per incrementare il lavoro, che è uno dei più grandi problemi che abbiamo qui in Polesine. Ne stiamo soffrendo in tutte le categorie, ma soprattutto noi donne, mi permetto di dire, siamo quelle più penalizzate da questa situazione di grave crisi. E quindi incentivare anche l'occupazione femminile e quelle giovanili con delle iniziative proprio dirette sul territorio. Sono tantissime le cose da fare per il nostro paese in questo momento di grave crisi, ma l'obiettivo principale secondo me dovrebbe essere quello di avere finalmente una vera giustizia sociale, istituendo una vera patrimoniale che vada a colpire le vere ricchezze, andando a combattere l'evasione fiscale e togliendo invece il peso delle imposte ai ceti o medio-bassi, che invece adesso stanno purtroppo pagando questa grande crisi. Facciamo pagare la crisi che finora non l'ha pagata. La promessa che mi sento fare è quella che ho sempre fatto, cioè quella di lottare per i diritti di tutte e di tutti, e soprattutto però per una parità di genere in questo paese, dove purtroppo ogni 2 giorni viene uccisa una donna, la disparità tra il stipendio tra uomo e donna è altissima e la disoccupazione femminile è la più alta d'Europa e tra le più alte del mondo. Ecco, io questo lo farò sempre, è la mia promessa.